Saluto a tutti, ringraziabile seguono in de strette piazzette settimana nuova e ci troviamo in Ampugnani. Prima data dunque nanta comune di San Damiano oggi e ma scontra subito un pastore di nome di San Damiano si chiama Etienne Giuigelli. France Bleu, RCFM. Qui siamo dei vidubi, al suo luogo è un luogo dove c'è gli animali, ci sono le pecore, c'è qualche bidello e è un luogo dove siamo sempre stati qui, da poi a capo e abbiamo sempre avuto gli animali tanto a suo luogo. E facciamo un formaggio e donne. Formaggio basso e formaggio fresco e dopo ci sono le donne. La giornata si principia la mattina di un'ora, si munge, dopo si va, si caglia, si fa il formaggio e dopo ci occupiamo appena la giornata e soprattutto la sera si rimane da una moglie qui. Poi boh, c'è questo momento di giusto da mangiare e dopo l'inverno sciacquettiamo. I nostri prodotti vendiamo fuori, abbiamo una piccola usceria, abbiamo un punto gusti e dopo appena andata a Bastia. E c'è un'osteria che avremo 3 mesi l'anno e passiamo assai i nostri prodotti nel suo lavoro gusti. Sicuro è bello perché boh, la gente giunge, non mangiano e passano la roba e gireremo i 3 quarti delle persone che comprano tutto che appena di roba. La osteria per rapporto ai primi tempi ma assai elevato, ma si basta abbastanza, poi gireremo abbastanza bene, ma resta sempre comunque uno, non ha tutto ciò che è di amministrazione a fare così. Si de mer di no? E insomma, è il secondo mandato, il più grosso progetto che abbiamo fatto, gireremo di l'acqua soprattutto. E bon, dopo abbiamo fatto piano a fare, abbiamo fatto cimiteri, abbiamo fatto strade, abbiamo fatto appena di tutto. E avevamo il nostro più grosso progetto di ripiare tutte queste case vecchie. Va bene, sarà sempre così a mio avviso, non cambieremo mica, caglieremo di stessa maniera e penso che ci sperato che si può migliorare di meglio, ma vedremo. E domani ci anderemo giusto accanto al paese di San Damiano, ci anderemo nel comune di Scada per parlare storia e patrimonio a ringraziabi e a domani. France Bleu, RCFM.